Proseguono a Treviso le indagini sull'ondata di furti in casa che ha messo a soqquadro la città. Caccia l'Audi scura usata per i colpi, al setaccio, le telecamere di alcuni negozi. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo pestato a Barcellona, si sta lentamente risvegliando dal coma farmacologico, ma la strada è ancora lunga, fa sapere la zia Anita. In ospedale anche il console. Ragazzina trevigiana trovata in stato di shock ad una verde. Dalla versione della 14enne emerge una dinamica inquietante. Non solo sarebbe stata drogata, ma anche inseguita e immobilizzata. I carabinieri di Pordenone hanno arrestato un ex allenatore di calcio. Il mister è accusato di avere immortalato a loro insaputa 24 ragazzini in oltre 200 scatti, indagini in 14 campi da calcio. Tragedia sfiorata alle torri del Falzarego sopra Cortina d'Ampezzo. Durante l'intervento di soccorso un incidente ha coinvolto la paziente ferita e la dottoressa dell'elicottero del SUEM 118. Sono vive per miracolo. Oltre 1000 persone hanno partecipato ai funerali di Michele Chiodetto, il 56enne stroncato da un malore martedì scorso. I funerali in riva al Sile nella sua Casieri, grazie dei volontari. È morto Giancarlo Miotto, l'imprenditore del petrolio che fatturava 250 milioni, aveva 84 anni. Dal successo nell'energia al fallimento, dalla rapina in villa all'inchiesta per violenza sessuale. Lieto evento stamane a Varago di Maserata, quarantenne partorisce in casa aiutata dal marito, guidato al telefono dagli operatori del 118. Mamma e bimba stanno bene. La polemica sulle condizioni di lavoro nelle gelaterie italiane in Germania è un caso. In campo anche l'associazione dei bellunesi nel mondo, offesa una grande storia. L'economia, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana rilancia lo strumento dei contratti integrativi. Interessati 23.000 lavoratori, nel 2026 erogati premi per oltre 11 milioni di euro. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con le indagini che proseguono a Treviso sull'ondata di furti in casa che ha messo a soqquadro la città, ed è caccia ad un Audi di colore scuro sospettata di essere il mezzo utilizzato dai malviventi per mettere a segno i colpi. Dell'ondata di furti in abitazione che ha recentemente travolto Treviso, 5 colpi in un giorno e la sua provincia, quello di Via Montello ha fruttato il bottino più consistente, 100.000 euro tra ori e contanti finiti nelle tasche di una banda che ha agito con una perizia da professionisti in grado di scardinare la porta d'ingresso dell'appartamento. Ora è caccia alla cosiddetta banda dell'Audi, da un'auto sospetta che si è vista in zona, anche attraverso quello che potrebbero aver registrato le telecamere di videosorveglianza di un locale della via. Dove avete le telecamere di videosorveglianza? Perché sono sopra il negozio. Siete riusciti, lei le ha viste quelle immagini? Le ho date alla polizia che sta gestendo, penso, la situazione. Senta, com'è quest'area? Diciamo, presumo che siate rimasti sotto shock. È una bella zona residenziale dove ci sono anche attività, però recentemente ci sono stati parecchi problemi. Marco Granziera lavora in un'edicola, bar tabaccheria molto frequentata, che per forza di cose diventa un centro degli umori e delle opinioni di chi vive qui attorno, un luogo d'incontro che è anche termometro degli stati d'animo di chi vive in zona. Problema ultimamente, ma come in altre zone di Treviso e d'Italia sappiamo quello che sono i problemi. Lei lo dice sulla base comunque delle testimonianze che ha raccolto qui, sentendo la gente parlare, il fatto che ci siano stati questi furti. Se ne parlano di furti, si leggono i giornali, quindi si sente un po' di malumore. Quello sicuramente. Il fatto che in alcune aree di Treviso non ci siano o non ci siano abbastanza telecamere di videosorveglianza comunali ha aperto dopo questi furti un secondo fronte di dibattito. In ogni caso la percezione di sicurezza dei cittadini si è inevitabilmente abbassata alla luce delle ultime razzie. Se ne parla molto degli ultimi furti che ci sono stati in centro città, qui in zona. Che cosa le dicono? Cosa si dice? Che non è una bella situazione perché comunque non ci sono né deterrenti né pene certe per chi delinque. Questo è il problema. Nicola Maggiotto si sta lentamente risvegliando dal coma farmacologico, ma la strada è ancora lunga, fa sapere la zia Anita Pellizzari, in costante contatto con Barcellona, dove è ricoverato il 21enne asolano aggredito all'esterno di un locale. Intanto continuano le manifestazioni di vicinanza alla famiglia. Stasera nella chiesa di Sant'Anna a Barcellona ci sarà una messa per Nicola ed il parroco ha invitato la comunità cattolica a pregare per il giovane italiano. Ieri anche la visita del console.
Questa mattina mia sorella ci ha mandato un messaggio in cui ci ha comunicato che continua il procedimento di risveglio in modo molto lento e molto graduale e che comunque i parametri si mantengono stabili. E i medici gli hanno detto che sarà ancora un processo lungo. Proseguono lentamente le operazioni di risveglio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato all'ospedale del Mar di Barcellona dalla notte del 12 agosto dopo la brutale aggressione subita all'esterno di un locale del capoluogo catalano. I sanitari spagnoli stanno man mano riducendo i medicinali per un graduale risveglio del giovane dal coma farmacologico. La priorità è quella di procedere e di arrivare al risveglio per poi valutare eventuali danni subiti. Intanto continuano le manifestazioni di vicinanza alla famiglia di Nicola ed in molti in queste ore pregano per lui. Ai genitori Loretta e Daniele la solidarietà dall'Italia e dalla Spagna. Continuano anche le manifestazioni di solidarietà non solo qui in Italia ma anche da parte degli italiani residenti in Spagna e anche da gente comune che mia sorella e mio cognato incontrano quotidianamente in ospedale e che appunto si stringono attorno a loro, oltre naturalmente al console che ieri gli ha fatto visita. Intanto continuano le indagini della polizia spagnola per identificare i giovani che hanno preso parte alla rissa scoppiata all'esterno del locale dove i ragazzi avevano trascorso la serata. Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza e le testimonianze degli amici di Nicola. Ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale ad Una Verde. Dalla versione fornita dalla 14enne emergerebbe una dinamica davvero inquietante. Sono sequenze terribili quelle riferite agli inquirenti dalla ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale ad Una Verde, per cui è stata attivata la procedura di codice rosso. Agli inquirenti la 14enne avrebbe riferito di essere stata spiata, poi mobilizzata e costretta a ingerire una pasticca, e questo prima del blackout durato oltre un'ora e sul quale si stanno concentrando le indagini condotte nel più stretto riservo. La ragazzina stava rientrando nel suo appartamento con la madre quando qualcuno forse le ha prima intercettate e poi seguite, intuendo dalla loro conversazione che la 14enne sarebbe nuovamente uscita di casa con le amiche. Una volta sola l'adolescente sarebbe stata accerchiata da 3 uomini, uno l'avrebbe tenuta ferma per le braccia mentre l'altro le tappava la bocca, il terzo a sua volta le avrebbe fatto ingerire la sostanza, uno stupefacente o comunque un farmaco, poi appunto il vuoto della mente fino alla fuga del gruppetto. Questa è la versione della 14enne, con le forze dell'ordine impegnate a trovare i riscontri necessari. I 3 soggetti dal canto loro sono giovani cittadini stranieri, comunque maggiorenni, collaboratori di una struttura ricettiva. Sotto la lente ci sarebbero anche le loro timbrature e le loro abitudini. E c'è un'ulteriore ombra, ovvero che nelle serate precedenti abbiano tentato un approccio anche con un'altra giovanissima in vacanza. Nulla chiaramente viene lasciato al caso in questa fase. Accertamenti sono ancora in corso dal punto di vista sanitario. La 14enne, come previsto dalla procedura del codice rosso, è stata presa in carico da un centro antiviolenza. Complessa indagine quella condotta dai carabinieri di Pordenone con il coordinamento della Procura di Trieste, indagine che ha portato all'arresto di un ex mister accusato di avere immortalato a loro insaputa 24 ragazzini in oltre 200 scatti fotografici e 9 video rinvenuti nel suo telefono. Faceva foto e video ai suoi giovani atleti di nascosto negli spogliatoi. È la scioccante scoperta che ha portato all'arresto di un ex allenatore di calcio giovanile nel Pordenonese. Una complessa indagine condotta dai carabinieri di Pordenone sotto il coordinamento della Procura di Trieste ha permesso di fare luce sulla vicenda. L'inchiesta è scattata a inizio gennaio a seguito del fermo in flagranza dell'uomo travolto in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche. Gli accertamenti degli investigatori si sono concentrati sull'attività svolta dal mister tra il 2021 e il 2026 all'interno del circuito locale. Con la piena collaborazione delle dirigenze, i militari hanno ispezionato ben 14 campi da gioco della zona, individuando con esattezza gli spogliatoi in cui sono stati realizzati gli scatti. Per identificare i minori coinvolti, le forze dell'ordine hanno acquisito gli elenchi dei tesserati e ascoltato i genitori. L'analisi del materiale ha permesso di accertare l'identità di 24 vittime.
ritratte in oltre 200 fotografie e 9 video sequestrati dallo smartphone. Attualmente l'ex allenatore si trova agli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono nel rispetto della riservatezza e della presunzione di innocenza. Sulla vicenda è arrivata però la presa di posizione dei legali dell'indagato. Gli avvocati Stefano Colledan e Margherita Battistella hanno contestato recisamente la nota diffusa dall'Arma, ritenendola gravemente pregiudizievole per il proprio assistito, un ragazzo giovane e ancora studente. La difesa parla di affermazioni formulate come dati certi prima di un giudizio definitivo e non corrispondenti al reale stato degli atti, idonee a fornire un'immagine distorta dei fatti. Chiesta un'immediata rettifica, i legali si dicono pronti ad adire le vie legali a tutela della reputazione del giovane, ribadendo che il merito dei fatti sarà affrontato esclusivamente durante il processo fissato per la fine di settembre. Controlli in stazione a Padova, arrestato un pusher nigeriano mentre stava vendendo delle dosi di cocaina ad una 49enne arrivata dalla provincia di Treviso. Sorpreso mentre stava vendendo 3 dosi di cocaina ad una donna che lo stava aspettando in auto in stazione a Padova, un 31enne nigeriano è stato arrestato durante i controlli del territorio della zona rossa nello scalo ferroviario padovano. Il pusher era stato notato dai poliziotti in borghese della squadra mobile mentre si avvicinava ad un'auto in sosta. Dopo uno scambio fugace di banconote, l'uomo ha estratto dalle tasche un involucro con 3 dosi di cocaina. La cliente, una 49enne trevigiana, ha confermato che si riforniva spesso dal 31enne che incontrava in stazione a Mestre e di recente a Padova, dove il pusher si era trasferito. Nelle tasche dello straniero 570 euro provento di spaccio. Il 31enne è stato arrestato, disposta per lui anche la misura di divieto di dimora in Veneto. Visti i suoi precedenti, il questore di Padova ha attivato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Oltre 1000 persone hanno partecipato questa mattina ai funerali di Michele Chiodetto, il 56enne stroncato da un malore improvviso martedì scorso. Una presenza così numerosa che la chiesa di Casier non poteva contenere. Per questo il rito funebre si è svolto sulla piazza principale, in riva al Sile. Solo la piazza di Casier poteva accogliere il migliaio di persone per l'ultimo saluto a Michele Chiodetto, colpito a 56 anni da un malore improvviso che l'ha stroncato martedì scorso mentre percorreva di buona mattina la via principale del paese. Conoscenti, vicini, colleghi dell'azienda di Santa Lucia di Piave dove lavorava hanno partecipato al funerale dove in prima fila, con i parenti stretti, il sindaco Renzo Carraretto, c'erano i volontari della Proloco e del gruppo Sagra che l'hanno voluto salutare così prima che iniziasse la funzione. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo. La nostra comunità perde una colonna portante, un pilastro, ma soprattutto noi perdiamo un esempio di dedizione. Avevamo ancora tante cose da dirci, da vivere e da condividere insieme. Ci hai lasciati a un mese dall'inizio della sagra. Ti spendevi tantissimo perché tutto riuscisse nel migliore dei modi e perché tutta la comunità fosse soddisfatta. Ed è proprio il servizio verso gli altri, è il valore richiamato da Don Oscar Pastro, parroco di Casiere Sant'Antonino. Oggi vediamo soprattutto la morte di Michele, vediamo il dolore di Antonella, di Samuele, di Stefano, della sua famiglia, tutti noi, del fratello, dei nipoti, vediamo il dolore degli amici, lo sperimentiamo, fa male, sentiamo un grande vuoto. Michele, tu hai fatto del servizio la tua passione, il tuo stile di vita, il tuo modo concreto di amare. Sì, Michele, tu hai servito il Signore. Lo hai fatto attraverso la tua vita quotidiana, attraverso il bene che hai seminato. Il suo esempio rimane per la sua famiglia, per i figli, nelle persone che ha incontrato, rimane nella nostra parrocchia e nella nostra comunità. E forse questa è la responsabilità che oggi Michele ci lascia, continuare ciò che lui ha iniziato, ciò che lui ha vissuto, essere quindi più disponibili, donare un po' del nostro tempo. Caro Michele, grazie per tutto ciò che sei stato, la tua vita è stata un dono e il dono, quando è fatto nell'amore, non muore, porta frutto. Particolarmente toccante l'ultimo saluto della moglie Antonella.
Michele era uno che lasciava il segno, che viveva al 100%, era il nostro punto di riferimento, la nostra roccia. Ci lascia una grande eredità e noi faremo di tutto per esserne all'altezza. Un concetto ripetuto dagli amici delle associazioni di volontariato che al termine della cerimonia l'hanno voluto salutare così. Ciao Michele! Si è spento in seguito a malattia il petroliere Giancarlo Miotto, una vita divisa tra Marghera, sede della sua azienda, e Mogliano, dove abitava nella villa sul Terraglio, una vita segnata da successi, cadute e fatti di cronaca. È morto a 84 anni il petroliere Giancarlo Miotto, figura di spicco della cronaca economica e giudiziaria tra veneziano e trevigiano. Con la sua Miotto Generale Petroli di Marghera, fondata negli anni 50, aveva costruito un colosso dei carburanti che l'avevano portato a rivestire anche importanti incarichi nel settore associativo. Nel 2010 era stato nominato coordinatore regionale di Assopetroli, fornitore ufficiale nel 2012 dell'America's Cup tappa veneziana. Una vita di successi e cadute, dall'affermazione imprenditoriale, toccando un fatturato da quasi 250 milioni, una notorietà nella vita mondana, al declino con il fallimento nel 2021 della società. Ma la vita dell'imprenditore è stata segnata anche da episodi che hanno acceso i riflettori della cronaca. Nel 2015 una prima rapina nella sua villa sul Terraglio a Marocco di Mogliano, poi nel 2021 l'assalto di un commando armato con l'imprenditore preso in ostaggio assieme a moglie e figlia dai banditi, poi nel 2021 le accuse di violenza sessuale da parte di 2 ex collaboratrici domestiche, rapporti consensuali secondo la difesa dell'imprenditore. Con la morte di Miotto si chiude una storia imprenditoriale di successi sfolgoranti ed altrettanti tramonti. La data del funerale non è ancora stata fissata. Cambiamo argomento, lieto evento stamane a Varago di Maserata, quarantenne partorisce in casa aiutata dal marito, guidato al telefono dagli operatori del SUEM 118. Mamma e bimba stanno bene. La piccola ha fretta di nascere e la mamma partorisce in casa prima dell'arrivo dell'ambulanza. Lieto evento a Varago di Maserata, dove di primo mattino la donna, al termine della gravidanza e mamma di altri 2 figli, è entrata in travaglio, troppo ravvicinate le contrazioni per andare in auto all'ospedale, e così subito è scattata la chiamata al 118. L'ambulanza è partita alla volta di Varago, ma all'arrivo la piccola era già nata, venuta alla luce rapidamente con l'assistenza telefonica dei sanitari del SUEM, che hanno guidato passo passo il papà affinché aiutasse la mamma a partorire, e tutto è andato bene. In pochi minuti la bambina è nata ed è stata pulita ed appoggiata sul petto della mamma tra le coccole dei genitori in attesa dell'ambulanza, e così la piccina e la mamma sono state portate al Cafoncello nel reparto maternità. Entrambe stanno bene. Fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo ora di mura di Treviso, perché fa discutere lo stato di degrado denunciato da diversi residenti. Le mura di Treviso vengono usate a volte come servizi igienici e Luigi Calesso di Coalizione Civica punta il dito contro l'assenza di politiche del comune nei confronti dei senza tetto. In questa zona quello che è stato riscontrato negli ultimi giorni, ma era stato riscontrato anche in passato, è che ci sono purtroppo segni di deiezioni umane, cioè purtroppo qualcuno utilizza le mura, ma anche qualche parco della città, come servizio igienico, e ovviamente questo è assolutamente inaccettabile in una città che voglia essere un minimo decorosa. Le storiche mura di Treviso degradate a servizio pubblico. Di fronte alle segnalazioni e alle proteste dei cittadini, l'amministrazione comunale ha annunciato un potenziamento dei controlli, oltre naturalmente alle inevitabili operazioni di pulizia. Un atto positivo, secondo Gigi Calesso di Coalizione Civica, ma di per sé non risolutivo se non si affronta il problema a monte.
Questa è una città in cui non esiste un servizio sanitario pubblico, non esistono docce pubbliche, siamo in carenza di posti letto per le persone senza fissa dimora. Ovviamente ciò si riverbera anche sulla questione dell'utilizzo di alcuni spazi pubblici come servizi igienici, perché se di servizi igienici pubblici non ce ne sono, se di docce pubbliche non ce ne sono, inevitabilmente alcune persone finiranno per utilizzare qualche parte della città. Se l'amministrazione comunale ha annunciato l'intenzione di installare alcuni servizi igienici pubblici, attacca Calesso, le cose rimangono però ferme sul fronte delle docce o delle lavanderie. In città ci sono persone che soffrono difficoltà economiche tali da essere senza fissa dimora. Visto che anche questo problema di una sistemazione per le persone senza fissa dimora che sia dignitosa e non sia negli anfratti di qualche parcheggio multipiano sembra impossibile da ottenere, cerchiamo almeno a livello pubblico di dotare la città di quei servizi sanitari minimi, di quelle docce pubbliche, di quelle lavanderie che poi tra l'altro non servono solo ai senza fissa dimora, ma sono una esigenza sentita anche dai turisti. Non è la prima volta che qualche turista si stupisce del fatto che in giro per la città non ci sia un solo servizio igienico pubblico. L'economia Confartigianato della marca trevigiana rilancia lo strumento dei contratti integrativi, interessati 23.000 lavoratori nel 2026, erogati premi per oltre 11 milioni di euro. Una grande impresa può muovere grandi numeri e sono numeri, sono economia che si riversa nel sistema territoriale, ma tante piccole possono anche loro muovere numeri di assoluto rispetto. Non solo l'industria, ma anche l'artigianato può fare la differenza quando si parla di welfare aziendale. Confartigianato Imprese marca trevigiana lo dimostra numeri alla mano. Sono infatti 11 milioni e 600 mila gli euro in più nelle buste paga dei dipendenti artigiani nella marca per il 2026, merito dei recenti rinnovi dei contratti territoriali di settore stipulati per la meccanica, l'edilizia, il legno e la comunicazione. In tutto sono 23.000 al momento i lavoratori dell'artigianato interessati, con l'obiettivo di coprire l'intera platea che conta 40.000 unità. Si vuole sostanzialmente introdurre il concetto che le migliori performance delle aziende, anche quelle artigiane, anche quelle più piccoline, non sono il frutto dell'uomo al comando, ma sono il frutto di un comparto, delle maestranze di tutta l'azienda. Il premio medio per dipendente va dai 622 euro all'anno per l'edilizia ai 455 euro del legno arredo, passando per i 280 della meccanica e i 180 per la comunicazione. Importi per lo più netti, visto che la contrattazione con i sindacati permette una marcata riduzione delle trattenute IRPEF. Per Sartori così si rinsalda un principio. La vicinanza tra le maestranze e la governance dell'impresa è molto corta e quindi bisogna lavorare in questa direzione. Ci deve essere una premialità a chi fa bene il suo lavoro. Il Veneto è tra le grandi regioni del nord quella che perde più laureati perché si trasferiscono all'estero. I dati dell'ultimo studio della CGIA di Mestre. È vero che molti giovani laureati si trasferiscono a lavorare all'estero, ma a livello nazionale la loro partenza viene abbondantemente sostituita dai loro coetanei stranieri che si trasferiscono in Italia. Un fenomeno che però non si ripete del tutto in Veneto, dove nell'ultimo quinquennio il saldo è negativo di quasi 700 unità. Non un numero enorme, ma abbastanza da rendere il Veneto l'unico in passivo tra le più grandi regioni del nord Italia. Dati negativi si registrano peraltro anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche se il fenomeno ha dimensioni contenutissime, il Veneto perde la sfida dei laureati. Rispetto a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la nostra regione sconta un problema strutturale. Poche grandi imprese, ancora meno multinazionali, sono realtà che altrove assorbono i giovani con titolo di studio universitario. Secondo lo studio della CGIA di Mestre, tra il 2019 e il 2024 si sono trasferiti all'estero 11.316 giovani veneti, ne sono rientrati 3.288 e ne sono arrivati dall'estero altri 7.357 con almeno una laurea triennale. Il saldo è negativo di 671 unità, non una cifra enorme ma comunque un dato negativo. A pesare anche il declino di un sistema bancario e assicurativo che un tempo garantiva lavoro qualificato, ora non più.
Resta un tessuto fatto di micro e piccole imprese, competitive nel mondo ma troppo piccole per far spazio a tutti. In ognuno dei 5 anni monitorati dalla CGIA di Mestre sono emigrati all'estero una media di circa 2.300 laureati veneti tra i 25 e i 34 anni, al netto dei veneti rientrati. Il dato è significativo, anche se poi, rapportato alla popolazione universitaria, si riduce all'1,4%. Ciò non toglie però che il problema esiste. In una regione che vuole crescere economicamente, il saldo dovrebbe almeno essere positivo. Conosce gente che per caso dei giovani che sono dovuti trasferire? Beh, conosco persone sì che vivono, che si sono trasferite all'estero, sì. Cosa le hanno detto, che ci si sta meglio? Un po' meglio, sì. Bengodi non c'è da nessuna parte, però un po' meglio, sì. Quando i ragazzi fanno anche gli Erasmus che vanno all'estero, si rendono conto che lì hanno più opportunità, più possibilità, quindi dopo di conseguenza quando ritornano ci pensano un po' se rimanere in Italia oppure andare all'estero dove avevano magari avuto delle opportunità maggiori. Non lo sapevo sinceramente. Sembra che soprattutto gli ingegneri rimangono, mi pare, noi abbiamo parecchie, io lavoro nel campo dell'automazione, mi pare che ingegneri rimangano, qui abbiamo molte aziende nel campo dell'automazione. Che dicono che generalmente andando all'estero o in altre regioni, diciamo, vi viene più riconosciuta la carriera, le competenze. Forse nella seconda, diciamo, assunzione, ecco, però in prima assunzione credo che rimangano abbastanza. Almeno questa è la mia sensazione. Lei poi che ramo lavora? Automazione industriale. Spazio ora alle notizie dal Bellunese. Tragedia sfiorata stamane alle Torri del Falzarego, poco più di una decina di chilometri in linea d'aria da Rio Gere a Cortina durante l'intervento di soccorso ad un'alpinista infortunata in parete. Un incidente ha coinvolto la paziente e la dottoressa dell'equipe dell'elicottero del SUEM. Miracolosamente nessuna delle due è in pericolo di vita. Sono vive per miracolo una dottoressa del SUEM in servizio su Falco 1 e una alpinista di 25 anni di Venezia, precipitate per decine di metri dalle Torri del Falzarego. Lì, attorno alle 10, si era diretta l'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore per soccorrere l'alpinista caduta in parete. L'equipe pronta all'intervento era stata trasferita per il recupero della donna, ma a soccorso praticamente concluso. Un inconveniente operativo ha coinvolto sia la paziente già imbarellata che la dottoressa del SUEM. Secondo le prime e più plausibili ricostruzioni, qualcosa non avrebbe funzionato mentre si procedeva ad issare con verricello la barella, che potrebbe essersi rovesciata trascinando con sé la dottoressa. Immagini diffuse tramite un video postato sui social e poi rimosso potrebbero confutare la dinamica. Il video infatti mostrerebbe un soccorritore con imbrago ruzzolare all'indietro assieme alla barella. Come siano andate le cose lo spiegheranno gli accertamenti tecnici in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non si è tramutato in tragedia per miracolo. Lo scivolamento a valle su piano inclinato di medico e paziente imbarellata si è arrestato quasi in modo naturale, salvando a entrambe la vita. Alle Torri del Falzarego è arrivato Falco 2 che ha recuperato la giovane alpinista veneziana trasportata in codice di media gravità all'ospedale di Treviso. Falco 1 si è occupato della dottoressa del SUEM trasferita al San Martino di Belluno. Fortunatamente l'attacco ha dato esito negativo e in serata la professionista del SUEM sarà dimessa, come conferma l'ULSS Dolomiti. L'incidente è accaduto quasi negli stessi minuti in cui a pochi chilometri di distanza da Rio Gere ci si stava preparando a commemorare la tragedia che 17 anni fa causò la morte dell'intero equipaggio dell'elicottero del SUEM, precipitato dopo aver impattato contro i cavi della media tensione. Falco ci ha protetto, l'unico pensiero possibile a fronte di una coincidenza agghiacciante che ha fatto seccare le parole in bocca e tremare le vene e i polsi. La polemica sulle condizioni di lavoro nelle gelaterie italiane in Germania arriva anche a Longarone. L'amarezza del sindaco Roberto Padrin per l'offesa gratuita ad una storia di emigrazione. Lei come ha preso questo articolo? Sicuramente con
profonda, devo dire anche tristezza, perché mi pare che paragonare con quella immagine veramente che fa riportare indietro ai tempi della seconda guerra mondiale, penso che sia qualcosa di, oserei dire, quasi vergognoso. Vederci trattati così sicuramente fa male e dispiace molto. Bufera sul reportage della Süddeutsche Zeitung sulle condizioni di lavoro dei brasiliani nelle gelaterie italiane in Germania. Dopo il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, interviene Roberto Padrin, e anche per il sindaco di Longarone quella rappresentazione è inaccettabile. Dispiace soprattutto perché in questi anni si è creato sempre un rapporto molto secondo me positivo tra la Germania, perché i nostri gelatieri hanno fatto le loro fortune, ma anche quello della Germania, del popolo tedesco, portando un prodotto che è un simbolo del Made in Italy, ma è soprattutto apprezzato dai tedeschi. Un rapporto costruito nel tempo dall'emigrazione bellunese, soprattutto dalla Val di Zoldo e dal Cadore, terre che hanno dato origine a una lunga tradizione di gelatieri in Germania. Ma il reportage tedesco porta il sindaco di Longarone ancora più lontano, fino a Urussanga, nel sud del Brasile. È da qui che provengono molti dei lavoratori brasiliani raccontati nell'inchiesta, e il collegamento non è casuale. Il 9 ottobre proprio celebreremo i 35 anni del gemellaggio. Arriverà una delegazione di una quarantina di persone guidate dal sindaco proprio di Urussanga per rinnovare questo gemellaggio che ha origine da quando appunto questa città dello stato di Santa Caterina fu fondata proprio da cittadini longaronesi. Quindi è chiaro che vederci poi trattati così fa male, soprattutto perché sono convinto che i brasiliani hanno portato e hanno contribuito a valorizzare le gelaterie in Germania, e soprattutto si è creato un grandissimo rapporto di umanità tra i proprietari e i titolari delle varie gelaterie e i loro dipendenti. Padrin non nega che possano esistere situazioni problematiche, ma contesta la generalizzazione della Süddeutsche Zeitung. Penso che sia svilente mettere così in brutta luce il lavoro di sacrificio dei nostri gelatieri che, ripeto, hanno portato fortuna non solo a loro ma a tutto il popolo tedesco. Una storia che Longarone rivendica anche attraverso la sua tradizione fieristica. Qui ha sede la Mostra Internazionale del Gelato e il Comune guarda ora al rilancio della manifestazione. Noi ci auguriamo che questo mondo, che ha fatto sempre riferimento alla Germania come devo dire punto focale dove poter anche portare proprio gelatieri non solo italiani in Germania, ma di tutti gli altri paesi che hanno aperto gelaterie lì. Longarone è sempre stato un punto di riferimento anche per questi gelatieri. Ed anche l'associazione Bellunesi nel Mondo prende le distanze dall'articolo del Süddeutsche Zeitung sul presunto sfruttamento dei lavoratori nelle gelaterie italiane in Germania. Durissima la critica alla rappresentazione dei lavoratori come schiavi, definita profondamente ingiusta. Il presidente Oscar De Bona difende una categoria che ha rappresentato per decenni il lavoro e l'emigrazione italiana, in particolare bellunese e trevigiana. L'associazione chiede che eventuali episodi di abuso vengano denunciati alle autorità competenti, evitando generalizzazioni che possono danneggiare l'immagine di migliaia di lavoratori e imprenditori. Sulla stessa linea Riccardo Simonetti, presidente della famiglia bellunese del Nord Reno-Westfalia, secondo cui oggi i dipendenti delle attività associate sono regolarmente assunti e tutelati. Mentre sembrano essersi assestati crolli sul Pelmo che tanta pressione hanno causato nelle ultime settimane nel bellunese, dal Trentino, come mostrano queste immagini diffuse dal quotidiano online Il Dolomiti, arrivano oggi le immagini della frana visibile dal passo San Pellegrino nella zona ovest del gruppo Bocche Col Margherita, al confine tra le province di Belluno e Trento. Un boato e poi un'enorme nuvola di polvere fissata nelle immagini riprese da un pastore in alpeggio sul lato opposto della montagna. Nella stessa zona, riferisce il Dolomiti, circa 3 settimane fa c'era stato un altro importante distacco di rocce precipitate a valle. Ieri sera a Falcade, evento dedicato al trevigiano Giuseppe Mazzotti. Durante l'incontro, la lettura dei temi legati alla montagna affrontati dallo scrittore addirittura nel 1931 sono risultati sorprendentemente attuali.
Turismo cafone, montagne prese d'assalto da folle di sprovveduti, paesaggi trasformati e mercificazione del rapporto con la natura. No, non si tratta di cronaca recente legata alla frequentazione incontrollata della montagna, bensì di una visione quasi profetica a firma dello scrittore trevigiano Giuseppe Mazzotti, che già nel 1931 aveva intuito nella sua opera La montagna presa in giro quella che lui stesso definì ironicamente un panorama pessimistico della frequentazione della montagna. La montagna è rimasta forse come era allora, se non per ciò che di climatico si è aggravato. Le persone comincio a pensare che siano le stesse di allora, cioè le persone che andavano occasionalmente in montagna per fare le mangiate, curiosare, andare nelle malghe, faceva un disastro terribile e tuttora adesso succede la stessa cosa. Sono alpinisti che non si sa bene perché vadano in montagna. Forse per consumare un po' di esuberanza, di quell'esuberanza fisica e canora che ostentano come un privilegio naturale. Versi più attuali che mai riproposti all'interno della rassegna del Circolo Cultura e Stampa Bellunese i 3 cantori della montagna nella gremita sala consiliare del municipio di Falcade, dove le pagine del Mazzotti sono tornate a vivere attraverso la lettura di alcuni brani del libro accompagnati da musica e illustrazioni, un modo per ripercorrere una riflessione che attraversa il rapporto tra uomo, turismo e ambiente. La montagna presa in giro 100 anni fa descrive il fenomeno di adesso, dove i visi pallidi aggrediscono questi sentieri dove vanno i camosci, i caprioli in maniera non adeguata, per cui bisogna recuperarli, scivolano, e adesso lo spettacolo riprende questa profezia di rispettare la montagna, di avvicinarla con attenzione. Parole che a distanza di quasi un secolo continuano a interrogare chi vive quotidianamente la trasformazione della montagna e che sono invito al rispetto, alla moderazione e all'umiltà da parte di chi la frequenta. Bisognerebbe educarci e avere rispetto per la natura. Io credo che sia quello il suggerimento che vuole dare, però in questo libro ho trovato un tale umorismo che, scherzandoci sopra, lui fa un galateo del comportamento in montagna basandosi sulla caratterizzazione di questi personaggi, diciamo, visti in negativo, senza troppo però demonizzarli. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo. Buona serata.